Stavolta sulle orme di un suo gaudente simbolo, i luoghi di Casanova, percorsi dall'inviata Carola Garulli. Coltivare il piacere dei sensi fu per me per tutta la vita la principale occupazione. Non ne ho avuta di più importante. Comincia così l'Historie de ma vie, scritta da Giacomo Casanova, libertino, seduttore e poeta. Certo uomo di cultura vissuto nella Venezia del Settecento, quando la città era grande centro di produzione artistica, sregolato e curioso, divoratore di libri e attimi. Una vita vissuta e raccontata in ogni dettaglio, potente e sfavillante come la sua voglia di sperimentare. Figlio di elettori, figlio forse illegittimo, nato qui a San Samuele, angolo nascosto e stretto dentro calli misteriosi, è la Venezia delle case da gioco, dei teatri, della commedia dell'arte e dell'apoteosi delle maschere. Raccontare Casanova non è facile, certo fu grande seduttore ma anche tanto altro, malgrado i continui e frequenti viaggi rimarrà sempre profondamente veneziano, innamorato di una città che lo accoglie e lo tradisce. Noi siamo andati a cercare i suoi luoghi segreti insieme al principe Maurice, una leggenda qui a Venezia, attore e mattatore, uno dei maggiori appassionati di Casanova che impersona da più di 20 anni. Lui è un testimone straordinario del Settecento. Nelle sue memorie si legge senza dubbio con grande godimento tutta la parte appunto libertina, ma si capisce come ci si vestiva, come si viaggiava, dove si andava, chi si poteva incontrare. E lui ha avuto la chance, grazie alla fuga dai piombi, di diventare una star nell'epoca ambita per il racconto. Le sue doti intellettive e oratorie gli aprono i palazzi dei nobili più facoltosi della città, dove si consumano i suoi incontri più galanti, che spesso finiscono scappando da porte segrete come questa. Eppure fu proprio a causa di una donna che Casanova viene rinchiuso in prigione. E proprio qui Casanova ebbe la sua ultima avventura libertina con la moglie di un personaggio troppo potente perché passasse inosservata. Fu arrestato all'improvviso, senza una spiegazione precisa, portato a Palazzo Ducale in piena notte. A Casanova non si perde d'animo e con il suo vestito migliore sale quelle scale ripide che portano ai piombi, una delle prigioni più blindate d'Europa, da cui nessuno era mai riuscito a fuggire. Attraverso il soffitto, uscendo con delle corde, con gli abiti arrotolati, eccetera, riuscì a rientrare nella sala in cui era stato giudicato e disse di essere rimasto chiuso dentro da una celebrazione della sera prima e se per cortesia gli potevano aprire il portone che gli fu aperto. Quando esce di prigione la Serenissima non è più la stessa, muore in solitudine mentre il suo pensiero guarda a quella città che tanto le aveva donato, come la libertà alla quale Giacomo ambì per tutti gli anni della sua incredibile vita.